Aggredita alle spalle da uno sconosciuto che le ha strappato la borsa scaraventandola a terra e trascinandola per alcuni metri, la rapina violenta in stazione a Padova, vittima una sessantenne dipendente di un albergo in città che stava andando al lavoro. Alle botte, allo spavento e al trauma, alla donna poi si è aggiunta la paura del ricatto. Il rapinatore che l'aggredita, infatti, mentre la sessantenne era in ospedale per curare le contusioni, ha iniziato a telefonare ai suoi familiari chiedendo loro 100 euro per la restituzione della borsetta che conteneva, oltre al portafoglio, documenti personali, le chiavi di casa e di lavoro, un paio di occhiali, 20 euro e il telefonino. Sono stati i colleghi della donna ad allertare il 113. I poliziotti si sono presentati all'appuntamento con il rapinatore in piazzale Stazione. I colleghi dei volanti si sono portati sul posto e sono intervenuti non appena c'è stato il contatto, e quindi era iniziato questo tentativo di estorsione per restituire gli effetti personali, i documenti della vittima. Gli agenti hanno bloccato il 29enne marocchino che ha reagito violentemente. Una volta caricato nell'auto di servizio, lo straniero ha anche danneggiato il vetro con testate e calci. Le indagini hanno poi chiarito che il giovane ha agito assieme ad un complice, fermato anche lui vicino alla stazione. Era stato arrestato lo scorso 28 febbraio per aver minacciato con una siringa un ragazzo nel tentativo di estorcergli del denaro in cambio della restituzione degli occhiali da vista che aveva perso. Il 29enne marocchino è finito in carcere accusato di rapina aggravata, tentata estorsione, resistenza, violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento dell'auto di servizio. Una risposta immediata che è stata data praticamente innanzitutto alla signora rapinata, e quindi una risposta immediata al territorio, per un fatto dove poi, per quanto concerne l'autore, è un 29enne straniero. Già ci siamo attivati con l'ufficio immigrazione in posizione di non regolarità sul territorio nazionale, e poi all'esito di quelle che saranno le determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria sarà collocato in un CPR poi per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale, soggetto già aggravato da anche reati contro il patrimonio, contro la persona.